Sempre all'interno di una grande manifestazione quale quella della Notte Rosa, sorella Piraino, buongiorno. Buongiorno. Ci vuole presentarci anche le sue colleghe? Certamente abbiamo sorella Facchinato con la nostra divisa storica. Luisa. Da dove iniziare è un po' difficile perché la storia è tanta, l'amore che provate e date ogni giorno è altrettanto importante e grande. Quante siete in Italia? Tantissime, 10.000, 15.000, forse anche di più. Siamo tante, tutte animate dallo stesso spirito di sacrificio. Ama, conforta, lavora e salva. È la croce che portiamo sul petto. Ogni ramo ama, conforta, lavora e salva. Dovunque ci chiamano, dovunque c'è bisogno di noi corriamo. Dove la persona ha bisogno, noi siamo lì, pronti a dare il nostro aiuto. Senza bisogno di sapere chi è, chi non è, di che nazionalità, nulla. Noi siamo lì pronti ad aiutare. Che cosa spinge ad aiutare con tanto amore il prossimo? Per fare l'infermiera volontaria, dico la verità, ci vuole un grande spirito di sacrificio, perché il percorso è duro, ma quando alla fine quel qualcuno ti stringe la mano e ti dice grazie, questo ricompensa di 2 anni di grande sacrificio. Quello noi facciamo, diamo un aiuto. Basta. L'esperienza di lavorare anche con gli altri corpi, non soltanto delle forze armate ma anche con il soccorso alpino, dopo tutti questi anni, soprattutto con l'aeronautica, noi lavoriamo molto con loro e proprio c'è una forte collaborazione, in simbiosi, si lavora benissimo, si provano delle esperienze nuove. Ci siamo presentati al comune per questo grande evento e proprio Croce Rossine, l'orgoglio in rosa. Io sono il tenente colonnello comandante dell'unità storico-rievocativa del battaglione Alpini 7 Comuni e in particolar modo della 145esima compagnia che ha combattuto in maniera eroica sull'Ortigara. L'importante è non dimenticare. L'importante è proprio questo, non dimenticare. Noi siamo qui per rappresentare un'epoca che è sempre più dimenticata. Il nostro compito è quello di trasmettere alle future generazioni un qualcosa che riguarda il nostro passato. Perché? Perché un popolo che non ricorda il proprio passato non può essere tale. Quest'oggi avete allestito, per l'occasione della Notte Rosa in Abano Terme e Montegrotto Terme, una tenda originale. Qui rappresentiamo un piccolo ospedale da campo dove venivano prestate le prime cure dei feriti. Qui noi rappresentiamo un ferito dove ha perso un arto, ma tanto per rendere la cosa un pochino realistica. Questo messaggio che noi portiamo, come diceva Valerio, proprio per non dimenticare.